Bentornati a Aquila a questa nuova puntata di Aquile Libere, il programma televisivo di Aquile dal Friuli che va in onda ogni martedì sera alle 20:45 su Teleporderone, canale 15, ed in replica il mercoledì mattina. Ricordo quello che è la nostra mail, aquilelibere.info@gmail.com. Qualche settimana fa ho avuto il piacere di conoscere un caro amico che è qui a fianco a me. Lui si chiama Gianni Stelitano, accanto alla piccola Zoe. Ciao Zoe. E l'ho invitato personalmente alla nostra trasmissione per parlarci di Friuli. Benvenuto Gianni e benvenuta Zoe. Grazie. Ce ne sono ancora friulanisti? Spero di sì, sì. Ognuno alla sua maniera, ma ci sono. Senz'altro. Cosa si può fare, Gianni, per preservare e difendere la cultura friulana nella nostra regione e oltre, secondo te? C'è che si può fare, non sa ognuno avresti di poter fare, c'è che si sente di fare. Ognuno ha il suo piccolo poter fare. Io non sai c'è chi fa, io sono Furlan, mi sono Furlan, e il mio piccolo tento di partire in davanti a chi hai, ma non perché chi vuoi di imponerlo, semplicemente perché è la mia crescita, la mia cultura, la mia tiara, c'è chi sono. Per cui non è un problema di imponi altro. L'errore che fa in tanti è quello di pensare che c'è per Furlan o tabaiare di Furlan, di Friuli, di Furlania, di culture, a sé di un'imposizione. E questo è un errore che fa in Furlan stanci. Per cui eviti per non sommare che io dico sempre che parti la mia bandiera la che vuoi, non per platare che satris, ma perché sventuli con che satris. Quindi il fatto che io metti fuori la mia bandiera non vuol dire che io voglio imponi altro, ma semplicemente che la mia bandiera è par di me stesso, perlomeno c'è che io so. E se io considero l'italiano la mia seconda lingua, non è perché voglio fare un dispieto all'italiano. Io sono cresciuto per Furlan, sono cresciuto Furlan, e come tal mi senti? Io pensi per Furlan e dopo magari mi sento per italiano, ma che se non ti parli male. Anche perché ricordo che noi siamo nati storicamente prima friulani, e poi siamo diventati italiani. Questa è una roba difficile di far capire, prima di tutto italiani, sì. E c'è tanti furlans, che non dico che si vergognano, però hanno un po' di riluttanza a partire in davanti, a sentirsi tai, a disi che si è tai. Quasi che fosse una roba di tigni per sé, una roba, noi sì, storicamente, non si raso, nei panestri conti, non pandin fur, e c'è chi sì, però questa non è vosà, non le imponi, alle c'è che si è, non è che si di colpe o merito, alle c'è che si è, quindi a Chiesa Nestre può permettersi di farlo. La di fur, compagni, la di fur, secondo me, con la bandiera, o a disi sui furlan, alle bielle, soprattutto se si evita di dire che si a 100 km a nord di Vignesi, perché insomma, si pensa che in qualche maniera il Friuli come si seppi dalla Calais. E vorresti di piccolo radio di essi non stesso. La cosa che ci ha colpito, Gianni, tu sai che da qualche settimana i sabati mattina, al momento siamo ai sabati mattina, usciamo con un nostro infopoint, un nostro banchetto, tocchiamo diciamo tutti i sabati, possibilmente tempo permettendo, diverse località, piazze e paesi del Friuli. La cosa che io sono di Pordenone, una zona in cui insomma lo capiamo, lo parliamo anche, solo che insomma abbiamo un altro tipo siamo indirizzati in un altro tipo di lessico e quant'altro. La cosa che mi ha stupito girando i paesi è che il Furlan è sparito, soprattutto i giovani. Io ho fermato una ragazza insomma che che era nei pressi del banchetto per parlare con lei. Gli ho chiesto scusa, eravamo a Cividale se non ricordo male, gli ho chiesto scusa se non parlo il friulano che probabilmente parleresti tu, e mi ha risposto no, tranquillo, non lo parlo nemmeno io. Queste sono le maniere subdole che avendo Prade, secondo me, sono due mass media regionali, per fare uno scrolli che il Furlan è comunque una roba secondaria, una roba di tigni in chiesa, di tigni all'osteria qualche volta. I giovani non dicono che si vergognano, perché io ho contatto con tanti giovani e cercare per Furlan, lo conosci, magari non cercare costantemente come che magari potevi cercare io di frutto. Sebbene che a noi di frutto, di che della metà, di che di 50 anni così, si penserà anche non si impedivano di farlo, mi impedivano di farlo con i miei amici, perché dicevano che rovinava l'italiano.
A parte che tanti lo sanno, lo conoscono, lo cercano, ma non viene spontaneo come in socialità, come che non venivano. Dai paesi un po' di più. Però, qui frus, qui fantastici, certi magari a scuola, così, cercano per parlare con loro, tanti mi rispondono per parlare. E chi se ne abbia le robe? Sei stimolati in Chi quel se ne senso. abbia le robe? Io ho la fortuna e il piacere di vedere frutti che cercano per Furlan, ma sembra i due grandi cercano per Furlan e hanno cercato per Furlan, sono cresciuti per Furlan finché sono a scuola. Dopo, ovviamente, cercano per italiano e quindi a me mi interessava fondamentalmente che a lui conoscessi, ma non tabaia per Furlan perché voleva imponere, la mia lingua di comunicazione, io non cercare per Furlan normalmente, lo conosco, ma con io cercare per Furlan, io mi esprimo per italiano, va bene stesso. L'errore che fanno no adulti o tanti adulti che fanno è non cercare per Furlan con i frus, sebbene che magari tra grandi si cercare per Furlan, ecco, alle robai, alle parti ideali che loro che possono dare gratis. E le risorse, è un alt di importante per loro, non partiamo via noi, non vieni noi, anzi. Ma farlo capire è difficile tante volte, perché dopo salto in fuori che i discorsi che sono, se come dire, traguardi, ovvero ma le mie cercare a parlare inglese, le mie sempre il benaltrismo, cioè si potrebbe fare ben altri, boh, ma intanto cercare per furlan, quindi non è che se non è il plat plena di muri di fan. Allora, cercare per furlan, alle neste, alle gratis, alle sono dolenghis, dignalis. Dopo, loro, un po' alla volta, l'inglese è importante, tanti altri robi, avvigneranno, ma intanto, dince che vin, che non le poche, ecco. Beh, certo. Si sta esprime furlans, che italiano, il furlan è prima l'italiano, per cui... Assolutamente. sì. È quello che andiamo dicendo da un anno e mezzo, più o meno due, ma insomma esposti poi naturalmente da molto tempo. Come pensi, quanto pensi sia importante a questo punto che esista un movimento politico friulanista oggi in regione, che faccia scudo, diciamo, da questa perdita di identità? Allora, non sono del tutto d'accordo col discorso della perdita di identità. Secondo me l'identità furlana è molto forte. Sì, assolutamente. È forte, è presente. Il problema dell'identità furlana è che ha massa nemici, anche all'interno dei furlani, ovvero, prima di tutto, i vari sono d'accordo tra noi. Perché a sono tanti simboli, tutti che si riconoscono in tall'acquile, ma ognuno, con la vuol blanca, con la vuol rossa, con la vuol l'indipendenza, con la vuol l'autonomia, con la vuol tutti dos e con la non sa cui domanda noi. A parte che chi sta la popolazione, la politica non ha ti parli mani, se lì è meglio che non entri, perché vabbè, non si sta perdendo, non si sta perdendo. Semmai i vindi lotta contro che i mass media prima di tutto, regionali prima di tutto, la RAI regionale, e lo dice Frank, che ha fatto dal tutto per dividere la comunità furlana, oppure per fare dei furlani che sono differenze all'interno dal territorio. Neologismos idiotas, lo dico come Carle, tipo isontino, tipo destratagliamento, eccetera, eccetera, a fase di tutto, e è un gioco di triestino dal mio punto di vista, per far credere che il Friuli è il sede della provincia di Udine. E ne c'è tutte tante volte, perché si va semplicemente a distinguere tal cosa. Per cui il che di Pordenone non sono furla, che il Bisiac sì, per cui, ecco, l'identità furlana esiste. I vindi tornano a far capire alla Int che sono un popolo e sono degni di questa terra, e degni di esserlo, come che sono nati, perché non è che gli altri, e dicono, ma loro, e non c'è sino. I Basques, ma anche gli altoatesini, i trentini, che hanno un'identità forte e non si vergognano di... Ne abbiamo molto di più e da molto più tempo. Noi di Aquile... non è negare, no, semplicemente noi senza chi assolutamente. siamo e quindi sempre loro Esatto, e sapere chi siamo e riconoscerci. Noi di Aquile faremo in modo di difendere, insomma, questa nostra identità e di fare in modo il nostro movimento politico, per cui, diciamo, sotto il profilo quantomeno politico, di cercare, insomma, di tutelare quella che è l'80, se non di più, l'80% di superficie regionale e anche di popolazione, quella sicuramente molto di più. Bene, ti ringrazio Gianni per il tuo intervento e con l'augurio di poterti riavere presto qui con noi per parlarci ancora di Friuli. Grazie mille. Grazie a voi. Mandi.
Care Aquile, continua il tour itinerante del banchetto di Aquile dal Friul, che dopo aver toccato le piazze di Cividale, San Giorgio e Sedegliano prosegue sabato 27 ottobre 2018, nella mattina di sabato 27 ottobre, presso l'area mercato di Pozzuolo del Friuli. Oltre a conoscere i rappresentanti del nostro movimento, potrete anche contribuire con la vostra firma alla petizione promossa da un comitato di cittadini per mantenere il Goriziano in Friuli. Grazie. Rientriamo in studio con l'amico Andrea Pasi, referente di Aquile dal Friul per il Friuli occidentale. Ciao Andrea. Ciao. Con te volevo affrontare un discorso abbastanza, noi riteniamo di Aquile, importante, un argomento che tiene banco di questi periodi, ed è dal nostro punto di vista, correggimi se sbaglio, una terrificante ipotesi che all'orizzonte si sta prospettando. Ne parliamo da tempo, affrontiamo il tema del Goriziano, di quella che era la provincia di Gorizia fino a qualche tempo fa, di quella che è l'estremità, diciamo, sud-orientale del Friuli, che ricordiamo, insomma, geograficamente e storicamente parlando è una regione che si sofferma e avanza fino al fiume Timava, in sostanza, da quel punto di vista. Un'ipotesi che ha già smosso un po' di animi, perché ci sono già dei comitati cittadini che stanno addirittura raccogliendo firme in una vera e propria petizione per impedire ciò che si sta prospettando e che probabilmente forse accadrà, ovvero quella di la possibilità che il territorio del Goriziano diciamo venga in qualche modo inglobato sotto il profilo sanitario e da lì il passo è breve anche magari amministrativo a quella che è Trieste, quindi la città metropolitana di Trieste. Sì, Michele, dici bene. Sembra che ci sia appunto questa ipotesi normativa che vedrebbe appunto le realtà sanitarie del Goriziano finire sotto Trieste. E la preoccupazione, almeno il dubbio che ci viene a noi come Aquile, come tu ben sai, è che questo possa essere il primo passo di quello che possa essere considerato un inglobamento non solo di tipo sanitario ma anche di tipo appunto amministrativo. Noi ben sappiamo che appunto i territori del Goriziano non sono molto contenti di questa prospettiva. Voi lo sapete benissimo, visto che ci sono stati dei banchetti, quindi questa prospettiva non è assolutamente ben vista. E non vorrei che questo appunto fosse una scusa per attrarre quelle sostanze, quei finanziamenti che Trieste sta continuamente negli anni attirando su se stessa, quindi a danno ovviamente di tutto il resto della regione, che non dimentichiamoci non è triestocentrica, anche se tutti questi episodi lo lasciano pensare, ma insomma il Friuli è tutto ciò che esiste fino a Pordenone, fino a Sacile, insomma, per non dimenticare tutta la carne, tutto ciò che c'è a nord. Quindi secondo me non è una prospettiva molto positiva per la nostra regione, soprattutto per quei territori, quelle popolazioni che vivono nella zona di Gorizia e nella bassa friulana. Non dimentichiamoci che questa ipotesi di accorpamento sanitario prima, spero anche non amministrativo dopo, riguarderebbe tutta la bassa friulana, quindi io accenderei qui un campanello di allarme, insomma, su questo tema. Certo, nulla in contrario con Trieste e i triestini. Trieste è una bellissima città e ci mancherebbe altro. Ma da un movimento come Aquile dal Friul, che come bandiera insomma, quasi principale ha il fatto di riconoscere la regione non come Friuli Venezia Giulia, ma addirittura come Friuli Trieste, quindi come due entità anche storicamente ben separate. Certo. Chiaro è che questa menomazione da parte del Friuli di questa porzione di territorio che storicamente è sempre stato Friuli, ci fa un certo timore. Aquile dal Friul sta aiutando, dicevi tu prima, con un comitato di cittadini che si è mosso preventivamente per raccogliere le firme di tutti quei cittadini che sono contrari a questa eventualità. Noi diamo una mano con il nostro
piccolo o grande contributo, insomma, ad esporre questa raccolta firme, certo. appunto avanzata da queste persone, presso i nostri banchetti che settimanalmente, diciamo, escono in diverse località del Friuli. Noi questo lo stiamo pubblicizzando sia da questa emittente, ma anche dai nostri profili Facebook e internet. Speriamo che rimanga un'ipotesi questa idea partorita, noi lo sappiamo da chi, ma non lo diciamo, e faremo di tutto, insomma, per quello che ci è possibile fare per innanzitutto denunciare questa ipotesi, insomma, normativa. Se dovesse essere effettivamente messa agli atti della regione, faremo di tutto per cercare di fermarla, ecco, tutto certo. Qua. Quello che io, chiudendo, mi sento anche di dire è che non è un problema dei goriziani e del goriziano, è un problema che arriva fino a Sacile, sul Livenza, nel senso il Friuli è un corpo unico, un corpo formato e unico, e deve essere una cosa che comunque anche per noi due personalmente, che siamo comunque del Friuli occidentale, è una cosa che deve toccare vicino, toccare dentro. Assolutamente. Ti ringrazio Andrea e alla prossima. Grandi a tutti, grazie.